Presidente, oggi la Federazione Maestri del Lavoro d'Italia intitola questa rotonda, voi l'avete pulita, l'avete sistemata, un po' come è stato fatto alcuni anni fa a Porto Empedocle. È una presenza importante anche per chi arriva ad Agrigento a vedere questo manifesto, questa intitolazione alla vostra associazione. Dando questo, devo dire, grazie all'amministrazione comunale, perché l'intitolazione toponomastica di questa rotonda sta a significare che viene riconosciuto il valore morale di volontariato, di collaborazione a tutta la Federazione dei Maestri del Lavoro e al Consolato di Agrigento, che è molto impegnato nel campo di avviamento al lavoro, di orientamento, di cultura di sicurezza, della cultura del lavoro nel mondo scolastico, dove quest'anno abbiamo incontrato 1845 ragazzi. Siamo orgogliosi, lo facciamo, ripeto, a titolo di volontariato. Questo per noi è un riconoscimento e vogliamo dare anche un contributo ecologico, mantenendo con decoro e pulizia questa rotonda che ci è stata affidata anche sotto l'aspetto della pulizia, non solo dal punto di vista toponomastico. È bella per quello che significano i maestri del lavoro, è importante che i luoghi della toponomastica siano intitolati a qualcosa che sia significativo per la comunità. Ecco, io credo che proprio per Agrigento l'artigianato, il saper fare, il lavoro sia alla base anche del successo turistico che sta finalmente cominciando ad arridere a questa nostra bella provincia. Considerate sempre che oltre alla bellezza, cosa si diceva una volta, il turista viene, guarda i tempi e va via. Ecco, magari invece se il turista si ferma perché oltre alla bellezza trova dei valori anche di artigianato, di pasticceria, valori culinari, i valori del saper fare, ecco. Allora il turismo fa un passo in avanti, diventa turismo di qualità. E per trovare anche l'acqua, prefetto? Naturalmente sì, è chiaro, ogni festeggiamento in un periodo di crisi viene segnato dal pensiero della crisi e dalla domanda inevitabile su quella che è. È chiaro che però dobbiamo avere la capacità di fare più cose in una volta, altrimenti non saremmo qua. Quindi oggi inauguriamo questa bella rotonda, fra mezz'ora ci torneremo a occupare dell'acqua. L'amministrazione comunale ha dato ai maestri del lavoro questa intitolazione toponomastica con l'impegno anche di renderla pulita. Ne parliamo con il sindaco e con l'assessore al ramo. L'amministrazione comunale ha dato la possibilità ai maestri del lavoro di poter adottare questa aiuola, renderla decorosa e si trova peraltro al centro di un nodo importante, specialmente nella stagione estiva qui da noi. Che dire, lusingato anche di essere stato invitato assieme al mio assessore, perché l'impegno dei cittadini, quindi non tanto come associazione ma come cittadini che hanno preso a cuore il territorio e l'ambiente, il rispetto all'ambiente, è fondamentale. Noi anche come amministrazione abbiamo contribuito, abbiamo regalato anche un ulivo a loro per poter rendere ancora più bella, più elegante e più verde questa aiuola. Penso che questo esempio vada seguito anche da tutti noi agricoli. Assessore, una sua valutazione, il suo impegno anche per cercare di abbellire la città, in una città che purtroppo spesso ci sono parecchie criticità. Ma le criticità ci sono, e quando i maestri del lavoro ci hanno proposto di adottare questa aiuola, questa rotonda, questo pezzo di territorio, per noi è stato un invito a nozze, perché avevamo già attenzionato per la estrema pericolosità di questo incrocio, già avevamo allo studio proprio la risoluzione di qualche problema. Qualcuno ci ha perso la vita in questo incrocio, quindi rimettere un ulivo come il sindaco ha fatto stamattina è segno di rinascita, è segno di nuova vita. I maestri del lavoro hanno catalizzato ancora una volta l'attenzione su un pezzo di territorio particolare. L'amministrazione è sempre vicina a queste cose e favorirà. Nei prossimi giorni credo che daremo qualche anteprima, diciamo, di soluzioni che stiamo adottando su questo posto. Il Niccolò Gallo contribuisce con il buffet a questa manifestazione dei maestri del lavoro?
Si conclude oggi una collaborazione per questo anno scolastico molto intensa e fruttuosa tra la nostra scuola, l'Istituto Nicolo Gallo e i maestri del lavoro. Abbiamo svolto tantissime iniziative finalizzate all'orientamento dei ragazzi, alla conoscenza del mondo del lavoro, quelle che possono essere le sollecitazioni del territorio in tal senso, e oggi i nostri ragazzi sono protagonisti in un evento organizzato dai maestri del lavoro che ha una grande valenza per il nostro territorio e per la nostra città. Ne siamo ben lieti, è stato veramente un anno molto proficuo e il coinvolgimento dei ragazzi ne è una testimonianza. Hanno acquisito quelle necessarie competenze per essere pronti ad affrontare le situazioni, anche le necessità del territorio.